Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. A Bolzano si affrontano Sud Tirol, la capolista del girone A di Serie C, e il Lecco di Luciano De Paola, riduce dalla vittoria con il Trento. Sconfitta con la Ferral Pissalò invece per i padroni di casa, che vogliono dunque riscattarsi. La partita su un campo pesante e bagnato, giornata molto fredda in quel di Bolzano, pioggia che a tratti è anche molto forte. Javorčić che vuole tenere a distanza il Padova, e allora subito in avanti. 20°, succede poco in realtà nel primo tempo, questo tentativo dalla lunga distanza, niente di fatto. Primo tiro di Galuppini arriva soltanto al 20°, ma non porta pericoli. Palla dentro per Tait, che prova a servire proprio la corrente Galuppini, ma Pissardo interviene senza particolare affanni. Al 25° ancora prova ad attaccare la squadra di casa con Galuppini, tiro a giro deviato da Battistini di testa. Riperfezione il disimpegno Masini, rivediamo. Calcio di punizione che rimbalza nel cuore dell'area. Non ci sono tocchi al 31°. Azione da sinistra del Sud Tirol, vogliono un fallo di mano di Masini, poi ancora un altro, l'arbitro però lascia giocare a Canfora. Poi parapiglia dopo un fallo. Era ammonito Javorčić. Le proteste di Tait, vi rivediamo. Masini però palla colpisce quasi lateralmente sul fianco, poi sull'ora invece sembra proprio non esserci minimamente dubbio, anche perché la palla prima rimbalza sul piede. 40°, Giudici a sinistra dentro il traversone, c'è l'autorete di Zaro che porta in vantaggio il Lecco. Sul finire di tempo un po' di fortuna per la squadra ospite qui. Vediamo Giudici, mette dentro il pallone, poi la deviazione di Zaro che spiazza Poluzzi. Non può fare nulla. De Paola sotto la pioggia, guarda i suoi in vantaggio. Nella ripresa dentro De Marchi e Casiraghi, fuori le due punte, Fishnall e Galuppini. Allora decisamente trazione anteriore la squadra del Sud Tirol, però prende contropiede l'apertura di Petrovic per Buso, che perde un tempo di gioco e si porta troppo lateralmente il pallone per poter battere Poluzzi. Vi spreca una bella azione il Lecco. C'era un presunto fallo di Lora all'origine dell'azione, così lamentavano i giocatori del Sud Tirol. Ancora Sud Tirol, Moscati è entrato dalla panchina, prova il destro deviato al 73°. Spicchio di tifosi blucelesti in tribuna. 79°, Kraja è entrato dalla panchina, calcio d'angolo nel cuore dell'area. Buso si ritrova lì il pallone, prova a calciare in porta, salvataggio provvidenziale della difesa. 87°,
Cross da destra, libero tutto solo. De Marchi realizza il gol del pareggio all'87esimo. Trova il pari il Südtirol. Buco della difesa qui che lascia colpevolmente libero il 37. Scaraventa in rete il pallone battendo Bissardo. 1-1 nel finale di gara allo stadio di Bolzano, 90esimo. Una gol di testa, poi De Marchi ancora scatenato, va via la conclusione che dà l'illusione ottica del gol. Fuori, una grande azione personale di De Marchi che sfiora il 2-1 e il gol della vittoria. Nel recupero palla ancora dentro, si salva la difesa del Lecco, poi non riesce a calciare ancora il Südtirol verso la porta. Ci proverà solo Voltan con questo destro che però non gira a sufficienza. Rivediamo. (95esimo) il Lecco prova a chiudere avanti, niente di fatto, finisce così 1-1 la sfida di Bolzano tra Südtirol e Lecco.